Con la scadenza della prima rata della Tasi prevista per il prossimo 16 giugno, i comuni incasseranno circa 2 miliardi e 3, di cui 1,6 relativi alla prima abitazione. Lo rivela la CGIA, che ricorda ai sindaci che quest'anno hanno tempo sino al 30 luglio, termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, per decidere le aliquote, le detrazioni e le tariffe dei tributi locali. Allo stato attuale, solamente 1 migliaio di amministrazioni comunali, circa il 14% del totale, ha provveduto a deliberare le aliquote e le detrazioni della Tasi per l'anno in corso. Per il pagamento della prima rata, i proprietari degli immobili ubicati in quei comuni che non hanno ancora deliberato le nuove aliquote pagheranno la metà di quanto versato l'anno scorso. Il conguaglio verrà effettuato con il saldo di dicembre. Nonostante la legge abbia dato la facoltà ai comuni di inviare da quest'anno ai contribuenti i modelli per il pagamento della Tasi già compilati, segnala il segretario Bortolussi, rileviamo che sono pochi gli enti locali che si sono attivati per agevolare i propri residenti. Nella maggior parte dei casi, anche quest'anno i proprietari di prima casa sono stati abbandonati a loro stessi. Per contro c'è comunque una novità dell'ultima ora senz'altro positiva. Sembra che il governo, continua Bortolussi, sia presti a stanziare 500 milioni di euro da destinare al finanziamento delle detrazioni e agevolazioni Tasi a favore delle famiglie. Sebbene sia una cifra inferiore di 125 milioni a quella messa a disposizione nel 2014, per i nuclei familiari con maggiore difficoltà costituisce comunque una preziosa boccata d'ossigeno. I sindaci, conclude, potranno beneficiare di queste risorse per non inasprire il prelievo fiscale rispetto al livello chiesto nel 2014.